Mi chiamo Antonella De Pretto, estetista dall'87 e ho sempre seguito un percorso formativo legato alla medicina cinese. Negli anni mi sono sempre portata avanti con progetti, con studi. Nel 2017 divento anche estetista oncologica. Questo mi ha permesso comunque di fare un passo più avanti ancora e nel 2019 divento dermoestetica. Il percorso di maestro artigiano mi ha sempre incuriosita perché ne avevo sentito parlare dai miei colleghi. Il modulo che più mi incuriosiva e che più lo sentivo mio era legato al discorso di come interagire con i giovani per poter poi insegnare e dare tutta la mia preparazione e le mie competenze. È stato un percorso per me molto utile e molto interessante. Oggi mi ritrovo che all'interno del mio studio ho 2 stagiste e riesco a dialogare e ad avere veramente un bellissimo rapporto. Sono cambiata io. Chi non si forma si ferma. Con Confartigianato mi sono trovata veramente bene, ci aiuta tanto. Se abbiamo dei dubbi anche a me hanno dato degli utili consigli. Adesso ho iniziato un percorso con loro e non smetto perché comunque hanno 1000 idee, 1000 corsi, 1000 preparazioni. Quindi artigiani sempre sul pezzo.